In Sicilia si registrano 10 casi, arriva la tensostruttura pre-triage in ospedale, prevenzione anche in carcere, riunione con gli operatori turistici. Elezioni al Comune di Agrigento, la sinistra potrebbe convergere sul consigliere Angela Galvano. Malattie cardiovascolari, visite gratuite ad Alessandra Della Rocca. Mister Vullo potrebbe lasciare l'Acragas, i biancazzurri incassando la prima sconfitta vedono svanire il sogno di una promozione diretta. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura torniamo a parlare del rischio coronavirus. Installata anche all'ospedale di Agrigento la tenda pre-triage necessaria per individuare casi sospetti della pericolosa infezione. Si tratta di una tensostruttura messa a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile in prossimità del pronto soccorso. Il nostro direttore Arturo Cantella. In tema di coronavirus, anche nella nostra città, all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, è stata montata la tenda pre-triage, così come avverrà negli altri ospedali della nostra provincia. La tenda pre-triage è necessaria ad agevolare il percorso assistenziale e rendere efficace e sicura le procedure di individuazione di casi sospetti di coronavirus. Si tratta di una tensostruttura messa a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile, allocata nell'area esterna in prossimità del pronto soccorso, che a scopo preventivo consentirà di accogliere gli eventuali pazienti che dovessero accusare sintomi simili a quelli del coronavirus, evitando il contatto con le altre persone che si trovano all'interno dell'ospedale. Questa sorta di posto medico avanzato rientra tra le prime misure preventive previste dal governo regionale, recentemente annunciate dall'assessore alla salute Ruggero Razza. All'ingresso del pronto soccorso ben esposti anche il cartello con la comunicazione che l'accesso è consentito solo a un solo accompagnatore nel caso di reale necessità e l'avviso verso chi arriva dalle zone a rischio di contattare i medici indicati nel manifesto per evitare eventuale diffusione del virus. La tenda appunto montata alla Protezione Civile consentirà di effettuare un pre-triage su tutti i pazienti con patologie respiratorie gravi, in maniera tale da discriminare eventuali potenziali casi sospetti di Covid-19. Ecco, la struttura da chi sarà presidiata? Stiamo organizzando un presidio fisso dentro la struttura, presumibilmente infermieristico, ma questo lo vedremo con il responsabile del pronto soccorso. E in ogni caso invitiamo tutti i potenziali pazienti, gli utenti, prima di venire al pronto soccorso a rivolgersi al medico di famiglia oppure per informazioni a rivolgersi a un medico che è stato individuato per ciascun distretto e pubblicizzato attraverso i social media, che potrà dare le opportune informazioni in relazione alla problematica di ogni singolo soggetto. Ecco, sarà funzionante H24? Sì, certamente H24. Ecco, che consigli dare a chi magari c'è questo momento di anche apprensione, un po' ipocondriaco da parte delle persone? Ecco, tranquillizziamo anche la gente che ci sta vedendo, dottore. Ma sicuramente un invito alla calma, ad essere ponderati e appunto rivolgersi o al medico di famiglia oppure a questo medico preposto per ciascun distretto che potrà dare le opportune informazioni in relazione alla singola situazione. Ecco, per ora gira anche un invito che chi viene da zone diciamo a rischio deve anche denunciarlo, insomma, deve anche dirlo, no? C'è un elenco di medici che con una locandina anche all'ingresso dell'ospedale e anche all'ASP, insomma, che per ora voi state facendo girare. Perché questo? Ma ci sono delle disposizioni, delle ordinanze da parte della Regione, del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio e quindi invitiamo a rivolgersi ai medici di famiglia oppure a questi medici individuati per ciascun distretto che possono dare le giuste informazioni. C'è stato anche un momento di confronto in prefettura con i tanti sindaci e chiaramente Agrigento, essendo l'ospedale principale, è quello più richiesto, insomma. Quindi cosa dire, dottore? Allora, il bacino d'utenza dell'ospedale di Agrigento è senza dubbio il più grande della provincia, però noi invitiamo tutti alla calma, ad essere ponderati e a rivolgersi, come dicevo prima, ai medici di famiglia o al medico del distretto sanitario abilitati a dare le giuste informazioni. Finora la nostra provincia è stata virtuosa sotto questo punto di vista.
Finora non abbiamo registrato nessun caso sospetto e quindi siamo pur non di meno in vigile sempre attesa. Ed anche alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento sono scattate le misure necessarie per evitare l'ingresso del coronavirus nel penitenziario. Vediamo. Respinge fermamente le notizie apparse su alcuni siti online e su di un giornale nazionale che affermava che ad Agrigento vi sono 20 casi di infezione tubercolare all'interno della struttura carceraria. Il direttore del Petrusa, Valerio Pappalardo, ieri in una conferenza stampa convocata d'urgenza, presente anche il medico referente dell'ASP, il dottor Giuseppe Mancuso, il comandante dell'istituto Giuseppe Lo Faro, con la responsabile dell'area pedagogica, dottoressa Maria Faro. Lo ha escluso totalmente il direttore, affermando che gran parte del personale ha anche effettuato i controlli, che non risulta alcuna infezione in corso, e tranquillizzare la comunità agrigentina che non esiste alcun allarme, notizie palesemente false. Per il coronavirus anche l'istituto ha preso le sue precauzioni, come da disposizioni ministeriali, sospendendo le attività didattiche e limitati i colloqui e le visite con i familiari. La notizia è uscita perché un giornale del Nord ha pubblicato che ci sono 20 casi qui, quindi diciamo... È una notizia che insomma non risponde a verità, peraltro 20 casi positivi. Non riesco nemmeno a comprendere da quale fonte possano essere stati presi questi numeri così certi che in realtà non trovano riscontro in nessun elemento oggettivo, né sono stato in qualche modo interpellato in ordine alla verifica della fondatezza e alla realtà degli accadimenti o delle vicende di cui parliamo, nonostante l'estrema delicatezza. Gran parte del personale ha effettuato il test, chiaramente laddove vi siano elementi di positività che non si traducono ovviamente in una malattia reale, si procede ai necessari approfondimenti e si completeranno con i vari step per tutto il personale interessato, sia del comparto sicurezza sia del comparto funzioni centrali, i dovuti accertamenti. Dichiaro ufficialmente che fino a questo momento, e direi fortunatamente, non abbiamo riscontrato casi di infezione tubercolare. Ritengo pertanto necessario riportare un po' di tranquillità, calmare un po' gli animi, soprattutto in un periodo così particolare, interessato anche da altre situazioni, direi delicate, vedi Covid-19, ecco, tranquillizzare la collettività agrigentina che questa situazione di gravissimo allarme ad oggi non sussiste. Coronavirus cosa fate? In tema di coronavirus stiamo già provvedendo a tutta una serie di adempimenti, sono già state emanate anche delle disposizioni di servizio interno come misure precauzionali da osservare, abbiamo anche avanzato all'amministrazione regionale su sua richiesta una serie di appunto domande di approvvigionamento e fornitura per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, abbiamo anche avuto un incontro con il direttore generale dell'ASP per il necessario approvvigionamento dei tamponi ed anche attendiamo indicazioni superiori per quanto riguarda una tensostruttura dove poter effettuare le operazioni preliminari di accertamento su quei soggetti che presentano dei possibili segnali di allarme. Comandante, il giorno 9 c'è stata una forte protesta da parte dei sindacati, che risposte darete? Ma io ho sempre detto alle organizzazioni sindacali che sono sempre disponibile ad una discussione, ritengo che ci possano ancora essere dei margini per intavolare delle trattative locali e addivenire a delle possibili soluzioni che possano tranquillamente fare ripartire il dialogo, l'intesa, la concertazione, l'accordo con tutte le organizzazioni sindacali del comparto interessato. Il 13 marzo ho saputo, anche se ancora non ho visto la convocazione ufficiale, che siamo convocati insieme al dirigente aggiunto a mio fianco, proprio alla presenza del dirigente generale per la trattazione di queste tematiche che riguardano il carcere di Agrigento e spero tanto di cuore che si possa veramente ripartire con un profilo dialogo nell'interesse di tutti i lavoratori della sede agrigentina. L'amministrazione
l'amministrazione centrale ovviamente insomma, non ha soltanto Agrigento, la situazione penitenziaria italiana è complessa poiché i dimezzamenti anche di personale e la difficoltà strutturale talvolta interessa sul territorio nazionale anche altre location penitenziarie e quindi insomma in qualche modo noi ci facciamo portatori, ma comprendo anche la posizione dell'amministrazione centrale che insomma con grande sforzo tenta anche di equilibrare fra diverse voci di aiuto che provengono dall'intero territorio nazionale. La Procura di Agrigento sta svolgendo un'indagine giudiziaria, ovviamente per quello che si può dire in questa sede, ed è giusto che si faccia chiarezza anche su alcuni episodi, auspicando che insomma, non ci siano situazioni di grande rilevanza e che in qualche modo questo accertamento, insomma, poi laddove qualcuno sia incorso, ahimè, in determinati abusi, come dire, la responsabilità penale è ovviamente personale, quindi insomma in qualche modo mi auguro che ciò non interessi la struttura agrigentina. Questo noi naturalmente siamo a completa disposizione della Procura per tutto ciò che è necessario e su cui si sta procedendo. Altri 3 casi sospetti si sono registrati, 2 a Catania e 1 a Palermo. I tamponi risultati positivi sono stati trasmessi dalla Regione Siciliana all'Istituto Superiore di Sanità per l'eventuale certificazione. I 3 nuovi casi si aggiungono ai 7 comunicati dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Anche gli ultimi 3 siciliani risultati positivi hanno avuto contatti con le zone di contagio in Lombardia e poi sono rientrati nell'isola. Dei 3 nuovi pazienti, solo uno è stato ricoverato a Catania perché presenta sintomi, mentre gli altri 2 sono in isolamento domiciliare in quanto asintomatici. Il nuovo caso sospetto segnalato dal Policlinico di Palermo riguarda invece una delle persone che sono parte della comitiva di turisti bergamaschi in quarantena all'Hotel Mercure. Dunque complessivamente sono 10 casi in Sicilia tra chi ha il virus conclamato e chi rientra tra i sospetti: 3 persone ricoverate, 1 a Palermo, 2 a Catania, 4 asintomatici o guariti, 2 a Palermo, 1 a Ragusa, 1 a Catania e 3 sospetti in attesa delle controanalisi dell'Istituto Superiore di Sanità. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha organizzato un tavolo di confronto sulla crisi coronavirus con gli operatori turistici domani, mercoledì 4 marzo, nella sala giunta del Comune al primo piano alle ore 10. Lo stesso Firetto spiega: al tavolo con gli operatori turistici valuteremo congiuntamente i danni gravissimi subiti, modalità e tempi di attuazione delle misure previste dall'Unione Europea, dal Governo nazionale e regionale e le istanze da rappresentare in modo condiviso agli stessi governi. Ricorrendone ai presupposti, valuteremo anche un programma di graduale rientro dall'emergenza. Le motivazioni che ci hanno portato a Roma sono state legate al blocco totale causato da questo momento coronavirus. I problemi che percepiamo in questo momento non sono soltanto per coloro i quali non vogliono partire perché spaventati di andare all'estero, ma soprattutto sono quei problemi che ci nascono per i blocchi che ci stiamo ritrovando nei confronti degli italiani. Proprio ieri, mentre eravamo a manifestare, abbiamo avuto notizia che anche altre compagnie aeree, la Delta, l'American Airlines, hanno bloccato i propri vettori da Milano verso gli Stati Uniti, e questo ha generato un ulteriore problema tanto per il cliente, che quello che vuol partire è impossibilitato a farlo, ma anche per la gestione del credito e dei rimborsi, ed è proprio questo il problema che stiamo cercando di affrontare e per il quale aspettiamo ancora risposta. Da questo punto di vista la mobilitazione di ieri non ha trovato una risoluzione, è stata utile per altri fronti, per un accesso al credito agevolato, però ancora siamo in cerca di una luce. Come vi muoverete prossimamente, già a partire da domani? Siamo già mobilitati per avere ulteriori incontri, sia le associazioni di categoria con quelli che sono i rappresentanti del governo stanno portando avanti quelle che sono appunto le tematiche
scabrose del momento, veramente multisfaccettate. Chi ha gruppi scolastici si ritrova veramente in ginocchio, anche perché le compagnie aeree in questo momento stanno utilizzando una politica particolarmente ambigua, nel senso che, ringraziando al cielo per coloro i quali quantomeno fanno gruppi, stanno rimborsando, ma solo per i gruppi scolastici. Paradossalmente il cliente individuale che deve andare a Milano per un motivo di lavoro, un'udienza al tribunale, il tribunale chiuso, non si trova nessun diritto al rimborso, e stiamo lottando affinché anche i vettori aerei riescano a recepire questo problema. Non è un voler partire, ma è un venir meno dello scopo del viaggio. Tra l'altro ieri anche le compagnie aeree italiane, nazionali, hanno cessato tantissime tratte, ci siamo ritrovati cancellazioni a fiume sia di Alitalia che di Ryanair, e adesso come agenzia stiamo cercando di tutelare e riproteggere i nostri clienti. Per noi agenzie di viaggio ovviamente questo è stato un mese di lavoro intenso, intensissimo, ovviamente lavoro non remunerato, ma proprio nell'assistenza, e questo, ci tengo a dirlo, è veramente quello che contraddistingue il cliente che viene in agenzia. Cerchiamo di tutelare i nostri clienti in tutto e per tutto, anche andando a protestare per loro. Ma ci sono state le disdette da parte dei turisti per la Sicilia nella prossima già primavera, magari viaggi che sono stati prenotati anche in occasione adesso del periodo pasquale? Purtroppo sì, e paradossalmente si sta ingenerando una situazione di paura incredibile. Stamattina sono stata contattata da una collega del Piemonte che mi ha chiesto se i suoi clienti in provenienza da Malpensa diretti a Catania avrebbero avuto problemi nell'accoglienza qui in Sicilia, se noi ci saremmo dimostrati rancorosi nei loro confronti perché venivano dal nord. Ovviamente mi sono sentita di tranquillizzarla al 100%, questo è sempre Sicilia, nonostante la follia che vige nel mondo in questo momento. Ci sono già delle analisi statistiche. Se questa crisi coronavirus dovesse perdurare oltre un mese, ci potrebbe essere la chiusura indifferita del 60% di quelle che sono agenzie viaggi, tour operator, addetti al settore. In questo momento l'indotto è completamente in ginocchio, bloccato. Aspettiamo appunto per questo dal governo che ci dia un supporto anche in termini fiscali, sgravio delle tasse, blocco di quelli che sono i contributi quantomeno per il 2021. Cerchiamo un supporto perché davvero in questo momento, soprattutto per la cosa che lascia l'amaro in bocca, la rabbia di noi agenti di viaggio, delle guide turistiche, dei tour operator, è la percezione che l'italiano, che è sempre stato riconosciuto come degno di onore e rispetto nel mondo, è sempre stato ben voluto, in questo momento invece è reietto. Musei e siti archeologici aperti e gratis lo scorso weekend in Sicilia nonostante l'allarme coronavirus, boom di visitatori. Vediamo. Oltre 20.000 visitatori hanno affollato i luoghi della cultura rimasti aperti in Sicilia. La decisione del presidente della regione Nello Musumeci di confermare la tradizione degli ingressi liberi la prima domenica di ogni mese è stata quindi premiata. 80 i musei e gli spazi culturali che cittadini e turisti hanno potuto visitare approfittando anche delle favorevoli condizioni meteorologiche in tutta l'isola. In cima alla graduatoria la Valle dei Templi con oltre 5.000 biglietti emessi, seguita dal Parco dei Salinunte per 2002, dal Teatro Greco di Taormina 1500 e dall'area archeologica di Siracusa 1400. La folla di visitatori registrata nei luoghi della cultura, ha commentato il governatore Musumeci, conferma la gran voglia di normalità da parte dei siciliani pur nell'emergenza sanitaria che investe buona parte del continente. La nostra isola si sta rivelando una terra sicura grazie alla prudenza e alla responsabilità di ciascuno. Anche la Valle dei Templi di Agrigento, con le sue caratteristiche attrazioni, ha sfidato dunque il tempo e la psicosi. Infatti, in occasione della prima domenica del mese, che solitamente apre le porte gratuitamente ai turisti, le colonne doriche sono state invase da oltre 5.000 persone. Altro che coronavirus, complice la bella giornata primaverile, i turisti non hanno perso l'occasione per accedere in forma gratuita ai siti archeologici e al Museo Pietro Griffo. In quella che doveva essere la domenica della festa del mandorlo, poi annullata per emergenza nazionale e che avrebbe dovuto ospitare anche la
mezza maratona dei Templi, manifestazione anche questa cancellata dal calendario di eventi. Agrigentini e turisti si sono goduti la valle con i suoi colori particolari e con i mandorli fioriti, e c'è stato anche chi ha iniziato a ballare salendo sul palco che era stato allestito per la sagra ma non è stato smontato. 2 ballerini brasiliani si sono esibiti in una danza tipica improvvisando uno spettacolo per i visitatori rimasti incantati. Siamo in forte crescita dallo scorso mese di gennaio rispetto al 2019, ha commentato il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta. Nonostante l'allarme e con tutte le precauzioni possibili, abbiamo registrato una buona affluenza di pubblico per la prima domenica del mese di marzo. Una interessante attività collaterale si è svolta al Museo Griffo. Si è trattato di Dei in maschera, uno speciale laboratorio pieno di colori che prende spunto dalle raffigurazioni di dei, eroi e creature mitologiche riprodotte sui preziosi reperti custoditi tra gli spazi espositivi museari. In provincia di Agrigento, oltre al parco e al Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo, sono state aperte al pubblico gratuitamente la casa natale di Luigi Pirandello del Caos, l'area archeologica e l'antiquarium di Eraclea Minoa, il Monte Adranone di Sambuca di Sicilia, il Museo Archeologico di Ravanusa e il Museo Archeologico Palazzo Pannitteri a Sambuca di Sicilia. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Amministrative al Comune di Agrigento, le forze politiche di sinistra insieme per un incontro su cultura e turismo, ventilata la candidatura dell'attuale consigliere Angela Galvano. Il nostro direttore Arturo Cantella. Incontro politico ieri sera si è svolto da parte delle componenti politiche della sinistra agrigentina, il tema trattato cultura e turismo. Presenti tra gli altri Angela Galvano, articolo 1, Nino Randisi per Risorgimento Socialista, Pippo Di Falco per la Sinistra Italiana e un rappresentante del Movimento delle Sardine di Agrigento, Federico Napoli, Dino Barone dell'Associazione Il Cerchio, presente anche l'onorevole Angelo Capodicasa. Si sta cercando di creare pertanto un cartello di sinistra, a cui potrebbe anche far parte il partito di Zingaretti, il PD, cui è stato rivolto l'invito. Tra le ipotesi possibili vagliabili anche la probabile candidatura a sindaco di Agrigento di Angela Galvano, che vanta al suo attivo anni di militanza come consigliere comunale ad Agrigento. Sì, abbiamo già iniziato con vari incontri dove ci siamo confrontati, abbiamo iniziato a dialogare con la cittadinanza, non soltanto col mondo, con i militanti della sinistra, ma anche con i simpatizzanti, con coloro i quali fanno parte di associazioni culturali che si rivedono nei nostri valori e condividono i nostri ideali, nonché anche col Movimento delle Sardine, che oggi parteciperà a questo incontro in maniera propositiva e in maniera fattiva, come d'altronde anche agli altri partecipanti. Il nostro intento è quello di elaborare un programma politico di sinistra da proporre come alternativa alla nostra città e che abbia il fine di definire, di delineare in maniera chiara e concreta quello che è il volto che noi vogliamo come città. E scenderà in campo in prima persona. E queste sono valutazioni che verranno fatte attorno ad un tavolo della coalizione che stiamo creando, con cui abbiamo già iniziato a lavorare. Il candidato a sindaco verrà scelto dall'intera coalizione e quindi verranno fatte le valutazioni. Intanto stiamo lavorando sicuramente su un programma politico che noi poi andremo a condividere con il tavolo della coalizione. Oggi l'incontro è organizzato non soltanto dall'articolo 1, ma è organizzato anche dai riformisti socialisti e anche dalla sinistra italiana. Poi tutto ciò che verrà fuori da questi incontri e da questi tavoli tematici ovviamente verrà inserito in una bozza di programma che poi andremo a condividere in quello che sarà un tavolo della coalizione molto più ampio. Noi lavoriamo per una coalizione di centrosinistra. Questa sera siamo forze di sinistra che discutono, che ragionano su fatti concreti. Cultura e turismo sono dei punti di partenza per sviluppare un programma serio per questa città che purtroppo è relegata agli ultimi posti di tutte le classifiche. Quindi un programma che sia serio, concreto, di rinascita di questa città. E quindi il lavoro che noi facciamo è il lavoro sul programma, dopodiché faremo il lavoro sulle liste e il lavoro sul candidato sindaco che rappresenterà questa coalizione. Quali previsioni pensate di avere? Riteniamo di poter giocare un ruolo importante, riteniamo di coinvolgere i cittadini prima che i partiti, ognuno di noi rappresenta una fetta dell'elettorato, ma abbiamo la necessità di creare le condizioni affinché questa città si riprenda. Sì, speriamo di mettere assieme una alleanza larga
di tutte le forze del centrosinistra, e quindi stasera c'è un'iniziativa di carattere programmatico, perché è giusto andare alle elezioni parlando innanzitutto di programmi. Ecco, cosa vi aspettate e quali programmi per la nostra città? Ma certo, in breve è difficile dire. Certo, questa città ha bisogno di una svolta, perché è una città in profonda crisi, in difficoltà, e anche gli avvenimenti adesso, questo fatto sanitario del coronavirus ha aggiunto, diciamo, negatività a negatività. Ci si attende un'amministrazione comunale che sia più attenta, più fattiva, che possa operare una svolta nella città di Agrigento, che ne ha tanto bisogno. Quali risultati pensate di ottenere in una città dove già sono scesi in campo oltre 5 candidati? C'è un proliferare di candidati che di per sé non è mai cosa buona. Noi ci auguriamo di poter mettere in piedi un'alleanza larga assieme ai 5 Stelle, assieme al Partito Democratico, assieme a altre forze di sinistra come l'articolo 1, e quindi fare un'alleanza larga. Io sono venuto qui soprattutto per parlare di 3 temi: scuola, misure concrete per le scuole agrigentine, università, che come capisce mi tocca particolarmente, e soprattutto sviluppo del territorio e mafia e criminalità. Ecco, da cosa nascono? Quali sono le idee che spingono le sardine nell'attuale momento politico? Anche voi siete esplosi con le elezioni in Emilia e un po' anche in altre regioni. Allora, le sardine in generale nascono come movimento di risposta a un clima nel paese, posso dire, difficile, un clima di diffidenza verso chi è diverso, un clima di poco rispetto verso le regole costituzionali, le regole che diciamo fondano il nostro vivere comune. Qui ad Agrigento noi cerchiamo di portare avanti dei temi per la collettività, dei temi che pensiamo siano importanti per il dibattito politico. Io tengo soprattutto a parlare di mafia in questi contesti. Nei giorni scorsi era stato annunciato dall'assessore del comune di Agrigento, Nello Amel, che a partire dal 2 marzo sarebbe ripreso il ritiro porta a porta dei rifiuti a Zingarello, sospeso nel mese di ottobre 2019, che contestualmente sarebbe stata eliminata la discarica presente in loco. Ovviamente tutto quanto promesso non è stato realizzato, dichiara Claudio Lombardo dell'associazione Mare Amico, ma la cosa ancora più grave è che le ditte interessate alla raccolta non sapevano nulla di questa decisione dell'assessore, anche perché loro aspettano ancora il riconoscimento delle nuove 5.000 utenze, cioè coloro i quali si sono autodenunciati che non fanno parte del progetto iniziale. Un grande bluff, conclude Mare Amico. Chiuse le indagini delle 2 inchieste antimafia, Assedio ed Alicon, che la scorsa estate hanno fatto luce con 2 distinte ma ravvicinate operazioni sulle dinamiche mafiose a Licata e gli intrecci pericolosi con il mondo della politica e della massoneria siciliana. La direzione distrettuale antimafia di Palermo, con il procuratore aggiunto Calogero Ferrara e i sostituti Claudio Camilleri e Alessia Sinatra, ha notificato il provvedimento di chiusura delle indagini nei confronti di 21 persone che adesso rischiano il processo. Nell'inchiesta sono coinvolti persone, anche uomini delle istituzioni, come l'ormai ex consigliere comunale di Licata Giuseppe Scozzari e il funzionario della regione siciliana Lucio Lutri. Entrambi sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa. Non compare nel provvedimento invece il deputato regionale ed ex componente della commissione antimafia, che si era dimesso proprio dopo che il suo nome era emerso dalle carte dell'inchiesta, Carmelo Pullara, che dunque non risulta tra gli indagati. In particolare l'accusa di associazione mafiosa invece è contestata ai 2 vertici del clan, cioè Angelo Occhipinti, inteso Piscimoddu, e Giovanni Lauria, il professore. Tra i partecipi invece Giovanni Mugnos, 64 anni di Licata, Giacomo Casa, 66 anni di Licata, Vito Lauria, maestro venerabile, 50 anni di Licata, il farmacista Angelo Lauria, 56 anni di Licata, Raimondo Semprevivo, 48 anni di Licata, Gabriele Spiteri, 47 anni di Licata, Vincenzo Spiteri, 53 anni pure lui di Licata, Angelo Graci, 33 anni di Licata, omonimo dell'ex sindaco, ma l'ex sindaco è stato invece scagionato. Giuseppe Galanti, 62 anni di Licata, Giuseppe Puleri, 41 anni di Campobello di Licata,
All'ex consigliere comunale di Licata Giuseppe Scozzari e al funzionario regionale Lucio Lutri vengono contestati reati di concorso in associazione mafiosa, il primo per avere in cambio dell'appoggio elettorale garantito una corsia preferenziale all'ASP, l'azienda sanitaria provinciale di cui è dipendente, a soggetti indicati dal boss Occhipinti e per essersi interessato di alcune sue questioni di natura amministrativa facendo valere il proprio peso politico all'interno del Consiglio Comunale. Il secondo invece, secondo gli inquirenti, avrebbe messo a disposizione del clan la rete relazionale a sua disposizione in qualità di maestro venerabile della loggia massonica Pensiero ed Azione per informare di eventuali indagini a loro carico. Rischiano il processo per favoreggiamento aggravato invece Antonino Massaro, 61 anni di Licata, e Marco Massaro, 36 anni, pure lui di Licata. Secondo gli inquirenti avrebbero aiutato gli indagati ad eludere i controlli delle forze di polizia, come nel caso dell'avvertimento della installazione di una microspia nell'auto di una delle persone coinvolte. Sotto inchiesta anche il titolare della ditta che si è occupata delle demolizioni degli immobili abusivi a Licata. Si tratta di Salvatore Patriarca, 42 anni, di Vittoria. Per gli inquirenti avrebbe detto il falso, negando di aver avuto rapporti con esponenti mafiosi, quando dalle indagini sarebbero emersi ripetuti contatti con Mugnos e Lauria per tramite dell'esponente della famiglia mafiosa di Caltagirone, Cosimo Ferlito. Stessa ipotesi di reato viene contestata anche ad Alberto Riccobene, 53 anni, di Palma di Montechiaro. Dopo la bufera giudiziaria che si è battuta sul comune di Palermo, la corruzione è al centro di un'altra vasta operazione condotta in Sicilia che stavolta coinvolge il Genio Civile di Messina, ma che dalla città dello Stretto si allarga fino a Trapani, un'operazione che ha portato all'arresto di 11 persone accusate di corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio e fittizia intestazione di beni tra gli arrestati imprenditori e funzionari pubblici messinesi e trapanesi. I dettagli nel servizio. Nella notte appena trascorsa, decine di operatori della Polizia di Stato sono stati impegnati in una vasta operazione che ha portato all'arresto di 11 persone. L'operazione è stata battezzata Ottavo Cerchio e rappresenta l'epilogo delle più recenti indagini condotte dalla squadra mobile di Messina e coordinate dalla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale della Città dello Stretto su fattispecie delinquenziali posti in essere nel campo della corruzione, della rivelazione del segreto d'ufficio e della fittizia intestazione di beni. Al centro dell'inchiesta alcuni lavori pubblici a Messina e a Mazzara del Vallo, oltre ad alcune gare in complessi condominiali gestiti da Arisme, l'agenzia per il risanamento di Messina. L'indagine ha preso il via la notte di Capodanno del 2019, quando la saracinesca di un esercizio commerciale, una tabaccheria situata nella zona di Camaro a Messina, veniva attinta da alcuni colpi di arma da fuoco. Ritenendo potesse trattarsi di intimidazione e fini estorsivi, la squadra mobile di Messina ha avviato una mirata azione investigativa che ha consentito fin da subito di portare alla luce l'esistenza di un sistema di corruzione che coinvolgeva a vario titolo soggetti operanti sia nel settore pubblico che in quello privato. Dei 14 soggetti indagati, 11 sono stati raggiunti dalla misura cautelare, 3 in carcere e 8 ai domiciliari. Dall'inchiesta è venuto fuori un sistema di corruzione consolidato con al centro un paio di esponenti della criminalità organizzata di Messina, un sistema che avrebbe coinvolto anche funzionari pubblici e amministratori di condominio che avrebbero incassato, secondo l'accusa, mazzette e altre utilità, perfino un'auto d'epoca. Coinvolti anche un ingegnere del comune e un funzionario del Genio Civile, entrambi in servizio a Messina, un ex assessore comunale di Messina e un funzionario del Genio Civile di Trapani. Arrestato anche un autista in servizio in procura, addetto all'accompagnamento dei magistrati che, sempre secondo l'accusa, avrebbe informato uno degli indagati dei movimenti di un procuratore aggiunto e delle indagini a suo carico. Eseguito anche un sequestro preventivo del complesso di beni e di utilità economiche della società Mare Blu. Per portare a termine l'azione di rintraccio e cattura dei destinatari del provvedimento restrittivo, la squadra mobile si è avvalsa della collaborazione di unità del Commissario di Pubblica Sicurezza di Barcellona Pozzo di Gotto, nonché delle squadre mobili di Palermo e Monza Brianza. Al comune di Palermo, appena scosso da un'indagine sul comitato d'affari che ha coinvolto Palazzo delle Aquile, Vincenzo Di Dio, 50 anni, è il nuovo assessore comunale all'edilizia privata. Di Dio, docente universitario e presidente dell'Ordine degli Ingegneri. Vediamo.
Conferenza stampa a Palazzo delle Aquile, a seguito della quale è stato presentato il nuovo assessore con delega all'edilizia privata della città metropolitana di Palermo. Leo Luca Orlando ha nominato infatti Vincenzo Di Dio, presidente dell'Ordine Provinciale Palermitano degli Ingegneri, nonché docente presso l'Università degli Studi del capoluogo isolano. Il primo cittadino ha mantenuto per sé la delega al turismo per l'attuale situazione sanitaria strettamente legata al coronavirus, definendo egli stesso il gesto un segnale importante di attenzione per un settore strategico. La delega in un primo momento era stata destinata al neoassessore Paolo Petralia. Il giuramento delle new entry nella sua squadra, vale a dire Di Dio, Petralia e Marino, avverrà domani pomeriggio. Sul neoassessore all'edilizia privata, Di Dio, il sindaco lo ha presentato come docente universitario stimato ed apprezzato, nonché come tecnico di alta professionalità. La sua designazione, ha continuato, è anche una scelta eminentemente politica. Orlando ha anche sottolineato che la vicenda scoperchiatasi con l'operazione Giano Bifronte è di uno straordinario fascio di luce e non di ombra sull'amministrazione comunale, ringraziando per questo la magistratura. Ha anche esternato apprezzamenti per il passo indietro di Emilio Arcuri, definendolo raro esempio di sensibilità che andrebbe ricordato a quanti aspettano i provvedimenti della magistratura per fare gesti simili, senza tener conto dell'opportunità politica. E rimanendo in tema operazione Giano Bifronte, i deputati regionali De Luca e Schillaci, anche membri della Commissione regionale antimafia, hanno chiesto al presidente Claudio Fava l'apertura di un dossier e di sentire sul caso il sindaco Orlando. I due rappresentanti del Movimento 5 Stelle hanno parlato di come i controlli anticorruzione non abbiano funzionato e che la vicenda proietta pesantissime ombre sulla gestione delle pratiche in un settore delicato come l'edilizia privata. Acquisire, ha spiegato De Luca, ulteriori elementi utili per approfondire la questione. Vanno sentiti in audizione anche la giunta palermitana, i consiglieri comunali, i funzionari e quanti altri possano fornire informazioni per capire meglio con quali anomalie procedurali si sia giunti a quello che potrebbe essere l'ennesimo sacco edilizio di Palermo. Ancora una volta la città nelle mani di palazzinari e speculatori sotto l'ala di politici compiacenti. Schillaci ha aggiunto che queste verifiche andrebbero fatte anche in altri settori dell'amministrazione comunale. Probabilmente, ha detto, verrebbe fuori dell'altro. In mancanza di un'azione concreta si potrebbe chiedere al sindaco le dimissioni immediate. Giampiero Tizzino ha aggiunto di come il cemento si conferma il fil rouge, capace come sempre di attivare la parte malsana della politica palermitana contro i legittimi interessi dei cittadini e a scapito dell'ambiente. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Malattie cardiovascolari, giornata di prevenzione ad Alessandria della Rocca. Arturo Cantella. Una giornata di prevenzione delle malattie cardiovascolari ad Alessandria della Rocca. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Onlus a Cuore Aperto in collaborazione con la sezione locale dell'Avis, presieduta dal medico Vincenzo Mangione. Sono una quarantina gli screening cardiologici gratuiti per i più bisognosi effettuati dai medici volontari. Giovanni Ruvolo come cardiochirurgo, Fabio Triolo, cardiologo, hanno collaborato l'infermiere Gaetano Ciralo e la psicologa Margherita La Rocca Ruvolo. Assume sempre più importanza la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Noi come associazione, ha detto il professore Giovanni Ruvolo, presidente dell'associazione A Cuore Aperto, continuiamo a fare delle visite cardiologiche gratuite per chi ha bisogno, in modo tale da portare un poco di sanità nei territori dove questa spesso non viene garantita in tempi rapidi. Sempre di più la prevenzione del campo cardiovascolare sta acquisendo importanza. Nonostante gli impegni personali, noi come associazione abbiamo deciso di continuare imperterriti nel cercare di fare delle visite cardiologiche con esami ecocardiografici ovviamente gratuiti per le persone che hanno difficoltà ad eseguire questi esami, in modo tale da portare un poco di sanità nei territori dove questa sanità magari ha difficoltà ad arrivare in tempi rapidi. Le persone, vedo, sono contente sia perché non possono economicamente, o sia perché non hanno i mezzi di trasporto, di vederci nei vari paesi, nei vari ambulatori, e perché si sentono un poco seguiti, non si sentono abbandonati. E qui oggi siamo ad Alessandria della Rocca e devo ringraziare
il dottore Mangione, l'Avis e anche i medici di Alessandria della Rocca che hanno partecipato a questa iniziativa selezionando i pazienti in modo tale da favorire, appunto, come dicevo prima, le persone che realmente hanno bisogno di questa assistenza sia dal punto di vista medico che economico-sociale. Oggi più che mai fare prevenzione diventa fondamentale perché tende sempre ad aumentare purtroppo l'incidenza delle malattie cardiovascolari, tende ad aumentare perché c'è un aumento dell'età media della vita delle persone fortunatamente, quindi tendono ad aumentare quelle che sono le malattie cardiovascolari. Però i dati statistici ci dicono anche altro, ci dicono che tende ad aumentare anche l'incidenza delle patologie cardiovascolari nei giovani. E questo è quello che ci preoccupa particolarmente, la salute dei cittadini, quindi sia dei più giovani che dei più grandi, dei più anziani. Quindi quello che noi andiamo a fare con questo progetto è quello di cercare di andare a individuare in quei soggetti, in quelle categorie che purtroppo per tanti motivi, spesso anche per motivi di natura economica, non riescono a fare dei controlli adeguati di prevenzione, che quindi purtroppo sono un po' lasciati a se stessi. Proprio il nostro obiettivo è quello di andare a individuare questi soggetti ed è quello di andare a fare prevenzione in questi casi. Quindi questo è una prima parte del nostro screening, quindi della popolazione a rischio, quindi con fattori di rischio che non riescono ad effettuare dei controlli cardiovascolari, quelli di andare a individuare, prevenire le malattie cardiovascolari. Sempre un'altra parte del nostro progetto è quella di invece andare ad valutare quei soggetti che già sono cardiopatici e che purtroppo non riescono a fare un adeguato follow-up, adeguati controlli cardiologici. Quindi questa è un'altra parte del nostro screening che è rivolta invece a quei soggetti che hanno già avuto un evento cardiovascolare e che hanno bisogno di essere monitorati. Ecco, nell'ambito di questo progetto abbiamo individuato tanti soggetti che purtroppo necessitavano di cure avanzate e continuiamo a trovarle anche in queste giornate, anche oggi già in questa prima fase stiamo iniziando a individuare dei soggetti che purtroppo erano mal controllati con la terapia, che era una terapia che non era più controllata. Ecco, questo è quello che a noi sta più a cuore, che cerchiamo con l'associazione A Cuore Aperto insieme al professore Rubolo e all'onorevole Margherita La Rocca, è quello che andiamo a fare in questi progetti di prevenzione cardiovascolare. L'importanza del volontariato fa sì che andiamo a collaborare con dei professionisti sanitari, quale in questo caso il cardiochirurgo professore Giovanni Rubolo, presidente dell'associazione A Cuore Aperto, direttore della cardiochirurgia di Tor Vergata a Roma. Spesso un cittadino affetto da malattie cardiovascolari che non sa nemmeno di avere, insomma, questo binomio volontariato e screening fa sì che va a ridurre quello che è l'indice di mortalità, insomma. Calcio eccellenza potrebbe essere costata cara la sconfitta rimediata nel derby contro il Pro Favara per il tecnico dell'Acragas Toto Vullo. La posizione dell'allenatore infatti potrebbe essere messa in discussione. Vullo, professionista esemplare, starebbe anche valutando l'ipotesi di lasciare la panchina dell'Acragas. I biancazzurri, che puntavano ad una promozione diretta, dovranno rimediare i punti. La squadra di Castronova infatti si trova al terzo posto, fuga vera del Dattilo che viaggia a quota 58 punti. Ed anche il Canicattì. I biancorossi hanno consolidato il secondo posto con 52 punti. L'Acragas insegue, ma il sogno di una promozione diretta sembrerebbe del tutto svanito. Mister Vullo, successore di Mutolo, adesso starebbe pensando di lasciare i colori bianco-azzurri. Mancano 6 giornate alla fine del campionato di eccellenza. Il Canicattì insegue il Dattilo aggiudicandosi la vittoria 5-0 contro il Monreale. C'è il servizio. No, è stata una partita che l'abbiamo sbloccata subito e già dopo 20 minuti stavamo 3-0 e poi abbiamo giocato con un ritmo troppo blando, cosa che non mi è piaciuta, tant'è che l'ho detto ai ragazzi a fine primo tempo.
però l'importante era vincere, dare continuità ai risultati e avvicinarci sempre di più a questo finale di stagione con una classifica importante. E probabilmente il fatto che già stavamo con un largo vantaggio, abbiamo abbassato i ritmi, cosa che, ripeto ancora una volta, non mi è piaciuto, però è normale che magari in queste partite così agevoli abbassi la tensione, abbassi quella che l'intensità del gioco e fai prestazioni di questo tipo, ma non è che sono scontento assolutissimamente, però voglio di più che la mia squadra crei e dà più intensità e ritmo gara. Sì, a noi interessava principalmente vincere la partita oggi e poi aspettare i risultati degli altri. I risultati oggi sono stati favorevoli e questo chiaramente ci fa piacere, però dobbiamo guardare a noi stessi domenica dopo domenica. Le partite vanno a finire perché mancano adesso 6 giornate alla fine, abbiamo scontri diretti importanti e dobbiamo cercare sin da domenica a Castellammare un impegno difficile di fare sempre un risultato importante per stare sempre attaccati a quello che può essere poi lo scontro diretto finale. Mancano i punti del Mazzara, mancano i punti all'andata del CUS Palermo, mancano i punti con la Parma, un po' di punti mancano, ma credo che poi alla fine meriti quello che hai, nel senso che sicuramente qualche partita l'abbiamo steccata, ma ci sta nel calcio che puoi steccare delle partite. Ma io sono contento, ripeto ancora una volta, perché la squadra ha sempre dato disponibilità al lavoro, lavora con serietà, con professionalità, abbiamo creato qualcosa veramente di importante, speriamo che possa essere qualcosa che può durare nel tempo, perché credo che Canicattì meriti qualcosa di più importante, di un'eccellenza. Il fatto che si giochi a Ravanusa sicuramente penalizza i tifosi, gli sportivi, sta allontanando, credo, secondo me, tanti sportivi, perché giocare a Ravanusa la gente si stacca da quello che è la squadra, però io spero e mi auguro che possa riportare quell'entusiasmo che questa piazza merita e questa piazza ha dato sempre alla squadra. Stavamo 3-0, ma senza nulla togliere al Canicattì, che è una bellissima squadra per questa categoria, sa quello che vuole, allenata da un tecnico che la Sicilia conosce, quindi intanto gli faccio i miei complimenti. Però devo dire che i 2 gol sono stati 2 nostri regali, e non dico il terzo perché è identico, una squadra che gioca in un certo modo non può prendere un contro in contropiede, però non era questa la partita dove noi potevamo sicuramente trarre o prendere il massimo. Oggi avevamo, tra parentesi, tantissimi giovani di cui il nostro settore è fornito, niente, dobbiamo continuare in quello che per noi potrebbe essere l'unica soluzione, tentare di abbassare i 9 punti sui 10 punti dall'ultima e superare la Favara per tentare di fare una partita finale. Devo dire che è un bel campionato, devo dire che le squadre giocano tutto un buon calcio, almeno per quello che ho visto io in stagione. Io sono convinto che ancora il Canicattì può veramente giocarsi tutto, perché è una bella squadra, così come lo è il Dattilo. Ho saputo della sconfitta dell'Agragas a Favara. Devo dire che in effetti ancora sia per vincere che per i playoff c'è molta possibilità per tutti, almeno per quelli che sono in quel gruppo. Diciamo che non abbiamo il coronavirus e quindi giochiamo e ci siamo. È un peccato, perché è un peccato, nel senso, mi riferisco alla mia squadra, che ha per limiti e per coincidenze non è stata nelle condizioni di poter lottare veramente con quello che poi è il nostro credo, giocare a calcio e portare avanti i ragazzi. E insomma, tireremo fino in fondo, anche perché è nostro dovere farlo nei confronti della nostra società e nei confronti di quelli che affrontiamo, perché è giusto dare una regolarità a tutto il torneo. Adesso uno sguardo alla seconda categoria con Carmelo Lentini.
Nel campionato di seconda categoria girone E, nona vittoria consecutiva per la capolista sommatinese, che va a vincere il derby esterno con il Don Bosco Mussomeli con il più classico dei risultati. Risponde per le rime l'Atletico Montallegro, che passa sul campo di Acquaviva con il risultato di 2-4, con i gol di Giaretti, Forte e la doppietta dello scatenato Indelicato. Grazie a questo successo la compagine del presidente Giuseppe Curallo e del tecnico Agostino Guccione raggiunge in seconda posizione il Don Bosco Mussomeli. Nella cittadina dell'entroterra agrigentino i tifosi biancorossi sognano il salto di categoria, magari con gli spareggi playoff sempre più vicini. E domenica prossima c'è la ghiotta occasione per spiccare il volo, ospitando al Giovanni Marziani l'attuale comprimaria in seconda posizione, vale a dire lo stesso Don Bosco Mussomeli. C'è area di festa in paese e per questo appuntamento importante sono in programma grandi festeggiamenti sugli spalti. Vincono tutte quante anche le altre agrigentine. L'Atletico di Cata con il Vallelunga, il Muxar in casa con la Nuova Petiliana per 1-0 e l'Alessandria della Rocca fuori casa sul campo di Resi per 1-2. Accorciano e raggiungono la seconda posizione dunque l'Alessandria della Rocca e l'Atletico Montallegro. Risale la china anche l'Atletico Licata, mentre compie un bel balzo in avanti il Muxar, che lascia la scomoda ultima posizione. Non si è giocata la sfida Eraclea Mino a Marianopoli, che verrà recuperata il prossimo 11 marzo, in seguito all'improvvisa scomparsa del capitano della squadra nissena Gaetano Fiorella. A San Biagio tornano gli archi di Pasqua, vediamo. Anche quest'anno ci saranno gli archi di Pasqua a San Biagio Platani. L'associazione APS, Creatività di un Popolo, rimette in moto il meccanismo di coinvolgimento dell'intera comunità per dare nuova vita ad una rinomata tradizione plurisecolare che si tramanda di generazione in generazione dalla seconda metà del Seicento. Partono i lavori, si aprono i laboratori, si rimette in moto la creatività popolare all'insegna del riscatto civile e sociale di una comunità. Dal 12 aprile al 17 maggio il corso principale e le abitazioni prospicenti saranno adornate con artistiche strutture in ferro, rivestite di canne, decorate con grandi quantità di prodotti vegetali, quadri realizzati con mosaici di legumi e artistiche formelle di pane, lavorate per rappresentare diverse raffigurazioni a carattere religioso. Grazie al coinvolgimento di artisti, architetti, artigiani e giovani volontari e con il supporto di donazioni, contributi, si sono realizzate opere effimere di una straordinaria bellezza. La dignità di un popolo, spiegano i responsabili dell'associazione APS, si esprime con lo sforzo di puntare alla semplicità originaria della tradizione che connota questa comunità unica per creatività, passione ed ospitalità. Questa nuova edizione sarà un grande laboratorio sperimentale, fruibile dai visitatori anche durante i preparativi. La festa degli archi di Pasqua è lo spettacolare e suggestivo esito di una competizione artistico-artigianale unica nel suo genere in Sicilia. Per molte settimane, prima della Pasqua, le confraternite dei Madunnara, devoti alla Madonna, e dei Signurara, devoti a Gesù, sono impegnate nella costruzione di imponenti composizioni di canne e ferle. Queste fanno da incastellatura a magnifici addobbi artistici di agrumi, alloro e soprattutto di pane nelle più svariate forme e dimensioni. Le grandiose costruzioni artistiche di archi, cupole e campanili vengono poi disposte lungo tutto il corso Umberto I, la via principale del paese. La straordinaria ricercatezza delle decorazioni, unita all'illuminazione serale, trasformano San Biagio Platani nel più sontuoso e accogliente salotto a cielo aperto. Gli archi non sono altro che un esempio di artigianato che crea anche un flusso turistico notevole a San Biagio Platani. Costituiscono un momento molto importante nell'ambito delle manifestazioni di grande richiamo turistico, anche se da soli non possono contribuire a dare una nuova spinta all'economia dell'area montana. La tradizione degli archi di Pasqua risale alla seconda metà del Seicento, in epoca immediatamente successiva alla fondazione del paese. Tra tutte le manifestazioni che celebrano la Pasqua, quella che si svolge a San Biagio Platani è sicuramente una delle più suggestive. Da ammirare le cosiddette nimpe, dei lampadari di grandi e medie dimensioni, realizzati artigianalmente, decorati con un intreccio di datteri, fiori e ramoscelli di vario genere. Le nimpe inizialmente erano ornate
con datteri, nocciole, grano turco e ceci, ma con il passare del tempo si è voluto dare un tocco di innovazione aggiungendo anche vetro, stoffa, pasta colorata e altri materiali facilmente reperibili. Sono le Nimpe, l'attrazione più bella degli archi di pane di San Biagio Platini, che anche quest'anno è pronto ad accogliere migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sicilia e non solo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.